attacchi multipli, i colpi vanno sempre a segno. E io ho fatto, però quello schivato. Ma quello è un poco E io cattivo. no, però io non ho capito se il colpo va sempre a segno. No, Come fa, in brother, questo a caso no. schivare? Così Sì. spegniamo pure Ah, un sì, sì. attimo la luce, così settiamo l'atmosfera celestiale. E dopo c'è anche un altro titolo. Vabbè, io ti ho segnato il fatto del trailer, ci avrei. Sì. Allora, andiamo a questa da poco. Siamo live già. Sì, sì, sì. Buonasera. Allora, non questo. Quindi davvero uno dei 3 passaggi per la cassetta segreta l'ho ottenuto a culo. Sì, Praticamente quando fa il fatto delle scimmiette, ok. che dobbiamo aggiustare la Sì, sì, pazienza, sì, sì, sì. eccetera, eccetera. Quando arriva al punto dove dice ci serve una sega, Eh? uscendo, i poster qua cambiano. C'è un poster dove ti dice la sequenza degli oggetti sbagliati, in che ordine li devi cliccare, e si sblocca la cassetta extra. E io ho indovinato. Quindi sono sti 4 passaggi da fare per Ma ottenere le scusami, 4 come cazzo cassette. ci arrivavamo al fatto della sega che dovevamo mettere pa? Perché tu Come ci mettendo arrivi? c'era, forse si illuminava, forse qualcosa e non ci Mm. abbiamo fatto caso. C'è però la cosa che facendo sti passaggi si sbloccava la cassetta. Quindi oggi ti ho detto, veramente c'è stato un momento dove mi sono detto, e io mo come cazzo faccio? Oh, Devo what the fuck I'm ritornare in indietro? Bubu? Bubu? Ho fatto terminare il gioco col finale. Ho ricaricato e mi sono trovato Meno l'ultima male. cassetta Quindi mo la all'ingresso. possiamo vedere. Poi sono uscito e rientrato mentre eravamo a tele E non c'è. perché si era rimessa a posto. L'importante è che c'è. Ok, Vabbè, meno male. allora, poi Ma mi viene da pensare a quel punto che anche c'è nel anche il frame, martello. sì, che anche nel frame con l'uccello, il gatto che c'ha l'uccello in bocca, a questo Allora, punto si deve fare qualcosa. A fanculo. così, ecco, A fanculo. giusto per Ah, risolvere. Difatti, lui hai visto come abbiamo caricato e si è trovato qui. meno male. Io credo di aver capito perché è successo. Tu rompi qua, Sì, poi fai la cassetta sì, quando gli devi dare il giocattolo ok, e noi avevamo sbagliato. ok. Però questo l'avevamo rotto. Mm. Quindi, non avendo completato il blocco, il gioco non si era salvato che avevamo rotto qua. Esatto, perché noi l'avevamo rotto e ci aveva Rompere dato il qua la pezzo. volta successiva non l'abbiamo fatto. Quindi Quindi lui non troppo è che tardi. salva l'apertura di qua, lui salverà se usi l'oggetto qui sopra qua, Esatto. non l'avendolo utilizzato, ma In avendo quella nave, completato qua, tutto fatto. fottuto. Ok. Allora, e noi ce li abbiamo tutte Quindi qua. mo 3 nella ma fa. No, ho già fatto tutto. Allora è già Allora, salvato. i 4 posti sono, il codice è qui Sì, ed esce la cassettina di lato. esatto. La Esatto. combinazione che ti ho detto prima, Sì, trenino ok. e il codice a bar Ok, là. E ok. ti sblocchi queste 4 cassette. Che di Perfetto. fatti noi questi 3 colori già li avevamo visti. Esatto, sì. A me la rossa Mm. è uscita da qua dentro. Ah, Perché non è, quindi c'era... non è la È cassetta, ma randomico. l'ordine. No, no, è l'ordine in cui lo fai. 1, 2, 3, 4. A Ok. noi che Ah, mancava? giustamente. La verde. La verde. Io mi ero scordato questa cosa. Giustamente non è detto che la verde si usciva per forza da come a quello. Vabbè, vediamo un po'. Presumibilmente l'ultima. Mm. E Qualcosa. Rebecca, e Rebecca, e Rebecca. Qualcuno che sia. E lei? La luce che si è visto sì, mi è Non è rimasto un bel completo. sapore in bocca. Ma No. no. C'ha una specie di visore davanti agli occhi. Non penso che sia uno qualcosa di nuovo. Non saranno Contenitore biohazard. biologico. Eccolo là, così la stanno tenendo. Oh mio Dio. Collegata ai macchinari. Yeah. Her condition is stable, but her brain activity is severely out of balance. Noticing more of that on readings lately. Keep a monitor on the nerve functions around the amygdala. Those always go up right before it needs. Excuse me, this corridor isn't scheduled. Hey, excuse me! Hey! Ok, era qualcuno che si era infiltrato dentro. Però era fin troppo tranquillo il medico. Cioè, questo Allora, corridoio non è previsto per le registrazioni, quindi questa parte di questo posto è vicino. mettiamole tutte perché mo non so se
Bisogna metterle tutte per fare qualcosa. Holy hell, how long have you been cataloging Mi these? sembra la cassetta mia. Since I caught a sigil on the swing set in the background of the Let's Allora, Play io poi mi Pirates sono messo a episode. controllare con la soluzione se blinked, I stavamo missed facendo it. bene, come Here's trovare the il thing, there wasn't martello. a single Non ho reference visto until niente di the acquisition. cassettini. Là dentro che cazzo This c'è is the dentro? complete log. Però dice che says per I can make out ottenere il most of the finale good stuff, but servono they're queste there 4 and cassette. lots of them. And Ma usually dobbiamo paired with a andare a message. spulciare poi qualche video di quello là forte che aveva fatto tutte le cose di Amanda. Che noi a questo punto abbiamo fatto tutto quello. L'unica cosa, non ho messo la Encouraging kids cassetta. to, ignore their parents Anzi. or do something harmful. Again, it's subtle. It's not something that's overtly dangerous, not in the context, and it's always under the guise of a new adventure. And you know this kid was also watching the show at the time of his Allora, fammi disappearance. controllare. Totally engrossed, his parents said, and then just gone. No police evidence, not even footprints trailing off. No, nothing. Like he just vanished. That was over 8 months ago. And now this other kid, Lauren, same story. So what's next? That's what we need to figure out. I mean, Lord. obviously, we can't say anything. It's a kid's show, for Christ's sake. We'd sound insane. But it's not. These are not good lessons. Every episode has some very harmful instructions, and there's a thread of content that runs across all of it. References to Belial, to Mara, to Iblis. Every world religion has a figure that tempts and manipulates and deceives. According to Kate's log, in the last 20 weeks of this kids show, there have been over 40 mentions of these entities. Okay. It's alarming. Ok. Dobbiamo mettere tutte le cassette e dovrebbe I wanna succedere bring Peter qualcosa. into Ok. this, if you two Quindi- are comfortable. This is Fatto really giusto un his controllino area. per sicurezza. Okay, Che let's get giustamente per il into gioco non the risulta, episode. risultano prese ma non Recorded. visualizzate. I will Quindi. cut the meeting recording. How old is she here? The fudge? I can't even imagine. They provided 2 original Queste sono le tapes of the cassette che show. noi abbiamo visto Be nel there primo. more. Over the next few nights, I'm going to start combing those for more coded language. The puzzles, the anagrams, they seem to connect it to the cult. And based on what we have, I'm convinced that this is the latest iteration of the one Caroline's family's been tracking for generations. The information we already have about the group ties it back to a religion that hasn't been practiced publicly in damn near. So we're saying that this production company has been around since the Middle Ages? Is that what we're saying? Either that, or they were So why her specifically and why here? I wish we could get our hands on that contract. I think it would be. We don't even have any Sembrava conclusive tipo un evidence that fido. would suggest that she's still alive. But she's in there, Peter. I know she is. Whatever information No, Kate boh, is noi mo getting le is stiamo vedendo al fragmented contrario, però comunque That's if it is forse nel corridoio era lui. Che lei diceva dobbiamo fare qualcosa. Potrebbe essere, sì. We don't know. We have to hit the pause button on this. We can't do anything that would give away what we're Io nel dubbio faccio sempre. Ok. doing. Excuse me. I'm sorry. Are you in charge here? So what's the plan then, Peter? We just keep meeting and talking? What's our goal exactly? Look, I want to try too, Caroline, but we have to proceed with caution. We don't even know what state she's in, or if we could even get to her. It's been almost 15 years. She might not even want out at this point. You don't Se know. l'hanno catturato è lui quello possum, quell'animale strano là dentro. Potrebbe essere. I mean, are we going to talk about David, or are we just going to pretend he's I'm not waiting around. If they're coming for me, they're coming for me. She's made contact with Kate. But we don't even know that it's her. It is, but she's too volatile. That's the tricky part. We don't know where she's coming Grosso. from. Questo è stato proprio We've been grosso. working on this for 14 years. Please. This is a terrible idea. We should be lying low, not diving in. You know what? This meeting's over. We're going to take a break, and we're all just going to come back when we Scusate. Allora, Ok. abbiamo visto anche questa. La mettiamo qua.
Vediamo questa qua. E poi già le abbiamo viste, però a sto punto. And you'll look straight into the camera here and smile. If I do this, you'll let me see her? We'll have to get clearance for that. But let's just say doing this will improve your chances. You know you just can't keep me in here. I don't know what you're trying to achieve, but people are going to be looking. Okay, I'm all set. We can go ahead with your statement now. Rebecca, honey, I am so proud of you. And I know that our friends are taking care of you while I'm away. You can I'm not going to tell her she can trust you. You've got me locked up in here and you want me to act like everything is okay? This is kidnapping. It's coercion. Just say what's on the paper, Mr. Cole. This is kidnapping. It's coercion. It's If you wish, one of my associates will gladly provide you with a copy of your signed contract. You agreed to this. I did not agree to lie to my daughter. Operation South Corridor. Go ahead. This is going to take some time. Mr. Colton isn't exactly cooperative today. But I got something. I'll bring it over the tape for editing. And you've recorded all proceedings? Still running. Can you send someone down for the lockup protocol? Copy that. What's your authorization number? 543 Alpha Tango Alpha 67. Security escort will arrive in 90 seconds. You have clearance. Stop recording. All right, Mr. Colton. If this is how you're going to behave, we'll do what we can with what you gave us. Questa l'avevamo rivista. E mo ci manca l'ultima. Alice sat with her Oh, le eyes abbiamo viste davvero al contrario, eh. imagining she was still in Wonderland. But she knew that if she opened her eyes, everything would go back to normal. The instrument she heard would become grass, blowing in the wind. Rings of smoke from the caterpillar would become the ripples on the pond. The noise of teacups would turn into the sound of bells on sheep, and the queen's loud voice would become a boy calling for the sheep. All the strange sounds she heard would just be animals in the meadow. Wow! What a fun story! Did you all like that story? Let's thank Mr. Sam Colton for joining us this morning for a very special story time. Hey, you all may know a friend of Mr. Colton's. You can watch her on her very own hometown hit show on Ken Stale's sì. public access channel. Do you know what show that is? That's right, my friends. Now, parents, on your way out today, please consider donating to the library's renovation fund so we can have even more great programming like we did today. Right, a major goal of the renovation is to create a special place for your little ones to read and dream. In the very own Kids Corner, with a state-of-the-art activity center and expanded selection for early readers. Now, remember, we can't do it without your support. That new Kids Corner will open up a whole new world where your kids will be able to feed their imagination and fuel their own adventures. That's I right. can't wait to see such a special place come to life. Thank you again. Poi Mr. veniamo noi a Colton, and combattere I contro i look dei. forward to seeing every one of you back here Thursday for a special production of The Very Silly Groundhog by our friends at Blue Fairy Puppet Theater. Okay, bye. Bye. Hey, thanks for filming again for the archive. E te le abbiamo prese tutte. Turn off the camera. La nuova l'abbiamo vista. Make it film me. Expect to see you at story time. Okay. Well, I'm a sucker for that Cheshire Cat. Perfect. Yeah, give me what you got. You know, I have to say, I just love seeing that connection you've made with the kids here. Allora, I love it. Something else.
You're my favorite jumper. Do you have a minute? Look at that. Le cassette le abbiamo viste tutte. Ecco. Ora. Ma Ora. mo che cazzo devo fare? Ora. Allora. Sarà successo qualcosa? Forse dobbiamo andare avanti normalmente. Che la dice, guarda. Non è apparsa nessuna nuova cassetta, non è apparso niente. Aspetta, fammi controllare. Che noi abbiamo fatto tutto correttamente. Francescone, aspetta. che sta facendo? Francesco. Là. Francesco. Ah, ok. Posto? Ok, a posto. Abbiamo finito. Allora, abbiamo fatto le 4 cassette. Quindi tu fai le 4 cassette. Dice di rimettere la cassetta questa qua. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. What's your favorite thing about where you live? No. Oh, that sounds nice. My favorite thing is how safe and cozy my neighborhood feels. Però si mette in pausa, ok. Però ha fatto quella, la luce con la mappa, non è che dobbiamo... No, vabbè, quello è di base. Most of the time. Do you feel safe where you live? Yes. It's nice to tell yourself that, isn't it? Even places that look safe sometimes aren't. In your neighborhood, there are lots of things that can hurt you. There are people who can hurt you too. Amanda, should we really be talking about this? And that makes it hard to feel safe. And sometimes, when we don't feel safe, we can make big mistakes. Amanda, can we please go home? Trust me, you'd rather be where it's warm and safe. You know, you have to really think about who you Qua mo can cambierà la trust. frase quando dice alla fine, someone però you non mi sento trust. ancora pronto. Secondo me mai è pronto. Peter? Family? Yeah, Bye. he was so trusting Lui è too. ancora vivo, ma tu non lo sai. That can be a mistake. There are lots of people I used to trust, but I don't know if I trust anyone anymore. Amanda, Ma you shouldn't go in there. c'è lui I qui. thought C'era you pure said prima. This neighborhood is safe and cozy, Willie. La verità non ricordo. No. No, è No. cambiata. È cambiata. È cambiata. It's really scary back here, Amanda. Potrebbe stare là. Va bene. Mondo parallelo. Scare us. You can learn a lot about yourself by facing something that scares you. That's dangerous, Amanda. There are other ways to learn about yourself. Like by having adventures with your friends. What's something that scares you? Opossum? No. Horror? Ending? Death. Final? Don't bring them up. Some people think strangers are really scary. Eccolo. Feel that way. Strangers. Amanda? You know, you were a stranger when I met you, To be safe, you should never talk to strangers. and I trusted you. I think I still do. I'm almost at the front door. I think that thing is following me. Oh, not him again! What are you even doing here? Nobody wants you here. I just got in. We need to get moving. Chissà perché lei mo qua era come se ci sentisse. Sì. Why have you been letting this stranger mess with us this whole time? Can we please get rid of him? What the hell happened in here? I'm gonna come check on you.
Voleva prendere anche noi. Prova a cliccare. Possiamo anche mettere in pausa. Sullo schermo cosa succede? Giù. Giù. Huh. I guess strangers can sometimes be Giù. pretty scary. Stava cercando di avvisarci di qualcosa. Amanda, can we please go home? Wooly, are you scared? Come on, let's go. Non fa che Bushido Jutsu, Allora, quindi abbiamo fatto qualcosa di diverso. Sì, mo si attiverà, succederà una cosa diversa. No, andiamo avanti. Qui cassette non ne sono uscite. No, io non ne vedo. Tu vedi? Ok, no, assolutamente no. Ok. Non è che già sta dentro? Lo scopriremo dopo. Allora, iniziamo ad aprire il Apri. passaggio là. Sì. Aspetta un attimo. Tasmania. Aspetta un attimo. Oh! Ah, mo giustamente ci sei tu perché abbiamo finito quel blocco. Questo dovrebbe già esserci dentro e noi dobbiamo semplicemente riarrivare là. I'm really glad you're okay. Let's gather the tapes, quickly. I'll go grab what I can from the library, and then we've really got to get out of here. Molto più allarmata rispetto a prima. Sembrerebbe un po' di sì. Allora. Noi apriamo uno. Qua qual eramo? 8-3 mi sembra. 8-3, sì, mi sa che Aspetta. c'avrai proprio ragione, così. Bello è che l'ho rimesso pure oggi. Ok. Bravo. Prendo chiave. Ok. Così abbiamo le cassette prese da quella route là. Più la chiave qua è tutto. Tutto, ci abbiamo tutto oggi. Allora. Adesso viene il bello. Allora, acqua al centro. In basso. Una cosa così era. No, allora sono questi invertiti. Ok, uno fatto. Poi c'era. Io vorrei detonarmi Che è perché? successo? Che è successo, Francesco? Ciao Francesco. No, era quello buono. Ok. Poi. La Vespa mi ha lasciato a piedi, poi... Ma come, Francesco? Ma no, in quale punto di Colonia ti trovi adesso? Mannaccia il bizantino, mannaccia. Non mettere le gambe fuori, se no ti scambiano per una lavoratrice notturna e c'hai problemi. Dopo ti ci inculano, Francesco. Un pessimo esempio. Stasera mi inculano, Francesco. Io lo sapevo che finiva così. A metà percorso si è spenta e non si è accesa più. Facendo il riposino. Sta riposando un attimo. No, aspetta, questo è il primo. Devo vedere quella là. Dal documento che abbiamo fatto la foto ieri. Eccolo qua. Si è spaccato qualche tubo. Ah, ha perso la miscela. Vabbè. Non puoi farci niente, sì, purtroppo qua. No, Francesco. Senti, Francesco, ma parliamo di cose più belle, ma tu venerdì non vai al lavoro, no? O vai comunque al lavoro nonostante festa? Ma quello sta bloccato in mezzo a una strada. No, è una cosa Così importante. tu gli chiedi di mostrare. Quello vede certi mostri adesso in È questo una cosa momento. importante. C'è anche Peppino. Ci siamo tutti. Tocca giocare. Dai, Francesco. Guarda qua. Io L'uovo. domani metto a scaricare. Devo andare a controllare se esce già domani su Play. Poi c'è
No, confondo sempre. Ci sono? Ah, lui c'è. Perfetto. C'è, preparati. Preparati. Ok, le chiave. Ok. Perfetto. Lavoro la mattina. Pure. Perfetto. Io ho Pomeriggio. letto su PC quando esce che non c'ho il plus al momento, se no la scaricavo pure per la Play. Allora, No, vabbè. a sto punto. Sì, mi sa che- Vai, pomeriggio Francesco, quando torni mi contatti e giochiamo. E dov'è sta cassetta adesso? Allora, fammi vedere, sono costretto a vedere se stiamo mancando qualcosa. Ok. Ma Francia, presumo tu abbia chiamato i tuoi, qualcuno per farti venire a prendere. Ma Non penso aspetta. che stai aspettando il miracolo. O hai chiamato i carri attrezzi? Ci sono in Calabria i carri attrezzi? Allora. Vabbè, allora eri vicino. Non eri troppo lontano. It's nice. Perché la stiamo ripartendo così? That must be nice. Abbiamo mancato qualcosa. Ah, ok, 10 minuti a piedi. Vabbè, meglio che tutti e 20 minuti. Tu la vedi qua? Tu la vedi qua? Tu la vedi? Tu la vedi? No, Non c'è. no, per piacere. Tu la vedi? Ah, no, Tu l'hai vista? Qui non c'è. Stavo a farti un altro giro. Rifacciamo un attimo la cassetta di nuovo con calma. Anche se là a quel punto non va più. I'm Amanda. Ma perché? Perché la nostra vita deve essere costernata di questi momenti? Where you live. O stiamo mancando qualcosa? Oh, that sounds nice. My favorite thing is how safe and cozy my neighborhood feels. Does it, Willie? Yeah, I mean, Ok, e most si è of attivato perché c'è l'opossum. Do you feel safe where you live? It's nice to tell yourself that, isn't it? Go away! No, non appare. No, non appare. Ce la faccio più in questo mondo, in questa terra, in questi orrori. Non ce la Stai faccio. facendo intossicare, te lo dico, What's the point of talk? That must be nice for you. There are lots of people I used to trust, but I don't know if I trust anyone anymore. Allora, riproviamo a rimettere le cassette. Tanto penso le possiamo saltare. Ridiamoli il check che le abbiamo viste. Questa vista. E non appare niente. Poi. Questa vista. Non appare niente. Questa vista. E non possiamo. C'è solo una soluzione al limite. Ci diamo Allora, fuoco? aspetta. No, assolutamente Diamo no. fuoco al gioco? No. Allora, prendi la verde. La rompiamo? Facciamo così facciamo ancora più veloce. Ancora niente. La celeste non ricordo se effettivamente l'ho messo oppure no. Ok, e non c'è niente. Francescone, tutto bene? Allora, guarda noi cosa facciamo. Allora. Perché l'opossum esce alla fine di quel blocco, perché poi la cassetta cambia. Sì. Il blocco non lo fa più una volta che è arrivata la donna mascherata. Quindi noi attiviamo il finale.
Good. You're okay. Sono arrivato. Così si salva che abbiamo visto le cassette speciali. Ok. Rientriamo nel gioco, sblocchiamo prima la scrivania, cioè facciamo apparire che ci serve la cassetta. Poi vediamo le cassette speciali e poi completiamo la cassetta là. Ok. Domani papà controlla dove perde perché non riusciamo a capire. Cioè, perché non riusciamo a capire. Vabbè, l'importante è che sei a casa. Tanto è che Francisco. sì, sei a casa, sano e Perché non è salvo. successo niente di grave, capito? Meglio a questo, non ti preoccupare. Run. Il culo non te l'hanno aperto, quindi tutto a posto. Allora, è la carissima signorina Amanda. Ho letto solo un commento sul gioco oggi. Brutto perché non c'ha l'atmosfera del primo. Sta perdendo di mordente. Ma il primo mi piaceva di più come ambientazione. Cioè la soffitta era più stimolante per me a tema horror. Allora, Però la diventa libreria ha brutto, un no? senso. No, no, ma Ci sono i nomi di tutti. no, abbiamo no. No, per carità, tutto senso, tranne questo sì. Però è proprio il fatto che mi dava più ansia la soffitta, questo sì. Ci avrei messo più tutta una casa. Però Però a livello di trama c'entra con la sì, trama che stanno no, ma direi portando che è avanti, brutto, no, quindi... è totalmente eccessivo, cioè sinceramente non mi sembra proprio sensato. Allora, a questo punto io faccio continua. Allora, a sto punto. Uh, 3183. io apro qua. Ti metto prima questo. No, non buttare sta chiave che è finito. Tu sei veramente un McFallen. Allora, apriamo qua. Poi, domanda, le cassette ci sono ancora? Penso di sì. Eccola qua, sono tutte e quattro là. Poi, allora. Perché ci si bugga sempre con questo? No, che devi fare le cose in un ordine Ma specifico. È solo vaffanculo, zii, pure questo, tu. il pane mi sembra andava qua. Da qui, porco qui. Cioè, a me mi dispiace pure andare a vedere la soluzione, però... Ma noi ci stiamo Ma provando. visto che noi siamo sempre pieni di bug, non a capire se stavamo facendo bene. Però affanculo tutto il 99% di quello che si doveva fare Abbiamo fatto noi. abbiamo fatto noi. Più la cosa a caso che avevi fatto. Qui la cosa a caso che non so manco io come cazzo l'ho fatta. Ok, poi là in basso va quello con 5, quindi vai tu. Qui va la luna. Tu vai qua, tu vai qua e tu vai qua. No. Ho invertito. Sì, ho invertito questi, sta a posto. Che la luna era nell'altro forse. Vorrei che non l'avevo fatto proprio bene questo qua. Va bene, va bene, va bene. Poi. No, quello era buono. Questo pure l'ho indovinato a culo. Cioè ne ho indovinati due a culo senza sapere No, come. tu hai girato. La ruota ha Va detto bene. vai Enzo. Va Vai. bene. Vai. Dai, c'è per comodo. Ok, ci dà la chiave. E poi c'è il toaster. Allora, non lancio la chiave perché sennò No, per piacere. si dici bugga da che qualche si lancia parte, la è chiave. un problema. Quindi poi apriamo qua. Andiamo sempre con le chiavi della macchina. Sì, perché noi stiamo dicendo al gioco, guarda, sappiamo che serve una cassetta. Guarda, sappiamo dove va. Così mi è venuto oggi. Francesco, ti piace? Mo me ne sono d'accordo. Difatti non ho detto niente per tutte le live del pomeriggio. Pure prima non ho detto niente, volevo vedere se te ne accorgevi. Che ne pensi? Mi è Io venuta così. appena entrato ti ho squadrato subito, maledetto. Mi è venuta così.
Io ho detto, per me è approvatissimo, mi piace molto. Mai avuto. No, infatti no. Ok. E qua abbiamo capito che ci vuole una cassetta. Ora. Quando... Devo avere la PC per vedere. Giustamente, vabbè, da telefono. Cosa ci dia un suo parere? Io quando ti guardo sento la musica di Narcos. C'ha Cioè, 15 anni di più. Sì. Sì. Enzo già ne tiene 80. Voglio se me la tolgo e... No. Per piacere, Enzo, tieni il Finita. baffo. Che a me piace. No, non mi riconosci. Allora, questa vista. La mettiamo qua. Questa vista. Hai fatto manco parte in pratica. Niente. Vi faccio vedere la roba, altrimenti farà una brutta. Sì, sento proprio la musica di Però Narcos. ti piace? Cioè, mi stanno bene? Secondo te sto chiedendo un po' di pareri in giro. Francesco si gira attorno, non arriva alla risposta. Sto pezzo di merda. E le abbiamo viste tutte e quattro. Dai, Francesco, coccola un po' il mio ego. Male non stai male. Ma secondo me l'ottimizzazione non è adeguata. Devo fare una patch perché devo un po'... L'ho detto, Dio, madonna di Dio. Dove ha detto se stai bene o se stai male? C'ha 15 anni di più. Non Mi faccia significa. vedere la beautà. Male non stai male. L'unica cosa che manca una risposta. Che male non stai male è generico. Male non stai male, ma... Guarda, ma tua madre? Che noi sappiamo del no, la Amanda. Non mi ricordo se nel gioco aveva... No, mi pare che la mamma non ce l'aveva più. Mi pare che il padre lo disse in qualche cassetta del primo gioco. Se dimostra 15 anni di più è una cosa bella. Sì, ma Enzo c'ha già un'età comunque più da adulto. 15 anni in più sembra adulto e non è che dici mo sembra un ottantenne, perché no, non sono d'accordo, capito? Ma non devo mettere se hai paura degli sconosciuti. Sì. Che stanno dicendo troppo sta cosa Strangers. And I trusted you. I think I still do. E non me lo fa neanche skippare. Ma non posso mettere in pausa. Non cambia nulla. Questo ragazzo è strano, Vabbè dai, è perché ha camminato a piedi, quindi è veramente particolare. è un po' stanco. L'ha scritto pure in maiuscolo. Sì, no, perché questo è per dire che sta alzando la voce, vai. Se lo dice a un ragazzino di 15 anni, wow. Ah no, io dicevo al gioco, no Francesco. Francesco, che stai scrivendo in maiuscolo? Capisco perché urla, questo quando sto parlando. Sono creativi, 15 anni, wow, pare che abbiano 30 anni, un frate. Allora. John mi viene da pensare. Lui è John. O Josh. Giugio. Why wouldn't you help us? I trusted you. And what did I just say about strangers? Let's get rid of this guy already. Perché non ho cliccato? Sì. Non cliccando ci ha detto qualcosa. Amanda, can we please go home? Perché non li hai? I don't want to play anymore today anyway. Ora c'è la cassetta? Oh! Attenzione, signori della corte. Signori della corte. Ecco qua. Attenzione. Mo suca e stai zitto. Dai, Attenzione, ce l'abbiamo fatta. Signorina, salve. Dai. Ti prendere la cassetta, non buggare la cassetta, non far sparire la cassetta, non spostare la cassetta, non fare niente con sta cassetta. And then we've really got to get out of here. Oh, mo sparisce la cassetta No, e io ripicchio. vestito. Allora, la cassetta ce l'abbiamo ancora. Mo la mettiamo, quella arriva. Allora, io metto la cassetta. Allora, vediamo che succede.
Oh, Riley, please. Oh, God, I'm praying you hear this. Someone can get this to you. You can stay safe so I can protect you. Okay, please, just don't Già fatto. destroy them. God, what did you think? How could I possibly involve you in this? I'm so sorry. I thought you couldn't. Everyone who's tried to figure it out, they're all dead. Joanne! Joanne. Però era Joanne. Please, I can't bear the thought of it. The letter I wrote, I was wrong. Riley, there is no higher calling. There is only suffering, pain. If you've never seen me again, just please listen. I was so stupid and arrogant to think we could beat them. Un culto che c'è dal Medioevo. Come cazzo? Solution is already behind. Can't let you get lost too. Please. Fatto botta. Riley, I don't know what to. I am so sorry. Kate died because of me. My brother was one of the No. kids who disappeared. Ok. All I wanted was to find him. And someone came to me. They told me he was trapped and that the only way to free him was to smash the tapes. And I believed them. Invece? I brought you here to destroy these. I thought I was doing the right thing. The night she died, I went to your aunt's house. She'd been working so hard to find the truth, but all I wanted was to get Jordan back. I screamed at Kate to give me the tapes, and then that creature. C'è un volto finalmente. Ah, perché ti ha acchiappato. Ah, ecco. It was horrible. Lo posso, ma il fratello. I pushed. Joanne, sta chiamando la sorella. I didn't want her to get hurt because of me, but then she. I think it was protecting the tapes. We didn't know. Kate didn't know. And now I've led those psychos right to her house. They're the ones who burned it down. It was to destroy those tapes. I know it. I saw the letter she wrote to you. I know she trusted you to pick up where she Nel left off. primo diceva And vai I sopra e took distruggi advantage le of that trust lettere. to bring you Quindi here, no, to no, find the tapes. non le dobbiamo distruggere. I don't know if you can ever forgive me, but I do know that Hamlin needs to be brought down. I won't be their pawn anymore. I will do whatever I can to... Distruggere qua dietro. No, ma non vanno distrutte. No, dico, se serviva qua dietro, tranquillo. Però non l'ha presa dal soffitto. Ma non è il solito mostro. Non è il solito. Infatti non sembra il verso. È qualcosa di grosso. L'entità. Ma che cazzo è? È un coniglio. È un'altra entità, è. È un'altra entità. Le corna. E c'ha qualche Giustamente la Hamlin ha modo di controllare queste creature.
finale ottimo, Franci, per la trama è importante sta cosa. Ma voglio sentire se dice qualcosa però. Minchia, allora il terzo a sto punto fallo assalto alla Hamlin, lo fai là dentro. Ma tu sai che esce? Però a quel punto devi in un action. No, L'abbiamo già fatto, Francesco. no, non cambia, non è una di quelle cose che cambia. Il finale è questo qua. Ci può essere qualche frase, qualche piccola parola, qualche cosina in più, ma non è che cambia l'esito. L'esito finale era questo qua. Dopo mi vado a recuperare un video con tutte le piccole notifiche, perché tipo ci sarebbe da fare tutto il gioco non aiutando mai Amanda con lui. Può darsi che Dall'inizio. succede qualcosa. Ci sono varie cose che si possono fare. Fammi vedere solo mo mettendo continuo cosa succede. Viene dal pezzettino Dalla fine? Sì, perché qui già è aperto. prefila. Poi mi vado a recuperare io un pochino di filmati, spiegazioni e quant'altro. Allora, Vediamo datemi sto trailer. giusto 5 minuti dopo che ci siamo visti questo trailer. Aspetta un attimo. Come? No, a livello di loro ci ha dato comunque degli insight maggiori. Il Allora. problema mo è come cazzo vinciamo contro questi. No, il punto è quello, soprattutto se hanno un'altra entità che tu finora pensavi ci Capito. fosse solo Amanda. C'è da dire però un'altra cosa. Quando prima Amanda Mostro ha sentito quegli altri versi, Mamma mia, che cazzo sei tu? se ne è scappata e non si è fermato. Quindi forse non sono Ok. proprio reali. Allora, questa è la fine del 3. Siamo scesi con l'ascensore mentre Sì. sopra stava succedendo il guaio. Sembra un altro gioco per certi versi col trailer così. Cazzo. Tu ricorda sempre che questi sono tutti bambini morti, eh? Ricordiamoci sempre questa cosa qua, eh? Ce la dimentichiamo. Ok. No. Penso questa cosa è più grande, per dire. Sì. Qui è dove c'erano i lab... Oh, che cazzo è? Qui è dove c'erano le creature, mettiamola così. Questo abbiamo visto anche nel terzo. Ok, e perché sta qui come se fosse... Non lo so. Boh. C'è un occhio. Perfetto. Dai, di faccia. No, esce... No. Oh no, no. Mamma con Brutto. Brutto. 4 gennaio. Ah, 4 gennaio. 4 gennaio. Ok. 4 gennaio. Di già. Prevedo cazzi. Il godo. Assolutamente. Ma così. Va benissimo. Avevo capito gennaio, però 4 4 gennaio. gennaio. Iniziamo proprio... QuickTime Pro Vabbè. Security No, Lock. queste sono altre cose. Allora, va bene, ci piace. A noi piace. È FNAF, è Poppy, Amanda. Guarda, FNAF, io i primi non li ho mai giocati e che non... La gestione delle telecamere così non è che mi aggrada più di tanto. Anche perché poi non l'ho effettivamente mai provato. Però gli ultimi, con vari generi, vari stili e cose varie, oh, Francesco, divertono, costano poco e sono divertenti. Poppy, minchia, quello che sta facendo Poppy Playtime penso sia innegabile, cioè veramente sono usciti dal nulla sto gruppo di persone wow. e stanno creando un piccolo impero. Le storie sono piacevoli,
tra un gioco e l'altro intrattengono con una RG, quindi... E altri ancora ne usciranno, come quello che portiamo adesso. Allora, giusto 2 secondi che switcho e setto il gioco e partiamo subito, Francesco. Questo ci divertiamo.